Walter Agostini è un poeta prezioso, raro e direi anche rado, quindi non un poeta di grande produttività, ma di grande preziosità. Appartiene alla seconda generazione, o la cosiddetta seconda generazione dei Brandé, è un discepolo e si è sempre considerato un discepolo di Pinin-Pacot, che i Brandé li ha fondati insieme ad Oreste Gallina e ad Alfredo Formica. Pacot che ha frequentato, voglio dire, Agostini al Bar Patria e che ha ricordato in un bellissimo testo intitolato Temps d'un charme, che erano tempi di fascino poetico, ma anche di fascino umano, perché Agostini ha veramente assorbito da Pacot il valore interiore della poesia. I poeti precedenti erano poeti che trattavano il dialetto come lingua della realtà. Il dialetto se lo ritrovavano, direi nella quotidianità, e quello sfruttavano. Per cui si passa attraverso Pacot alla lingua della realtà, dalla lingua della realtà alla lingua invece della poesia, vale a dire della interiorità, di quel regresso lungo i gradi dell'essere, come diceva Pasolini, che arriva ai più profondi, direi, vivagni della interiorità che ditta, e cioè che detta la parola più espressiva. Questa è la grande, diciamo pure, rivoluzione che Pacot ha introdotto nella poesia in piemontese e di cui i poeti della cosiddetta seconda generazione godono. Quindi Walter Agostini, Gastaldi, Morello, che erano poi anche tra di loro molto amici. Ecco, questa è la poesia di Walter Agostini, una poesia che coglie il sentimento del tempo, come avrebbe detto Ungaretti, che coglie le sfumature di una umanità problematica, che quindi sa comporre i dissidi dell'animo umano, sa entrare nelle profondità di questo animo e sa coglierne appunto le sfumature più profonde. Questo è il valore lirico di una poesia che è per eccellenza lirica di Walter Agostini. Aggiungerò semplicemente una cosa, perché le introduzioni troppo lunghe possono annoiare, e cioè che era un poeta, Walter Agostini, anche sperimentale. Non si accontentava cioè di scrivere secondo i canoni più o meno rimevoli che ancora erano presenti anche nelle generazioni pacotiane e di cui lo stesso Pacot ha fatto naturalmente profitto. Ma accanto alle rime, accanto alla metrica tradizionale, in lui convivono i tentativi invece di uno sperimentalismo molto più aperto. E quindi anche dal punto di vista metrico, prosodico, espressivo, c'è in lui questa inquietudine che lo muove, ma che ci consegna naturalmente un poeta, come dicevo all'inizio, molto prezioso, molto interiormente ricco e direi polifonico.